j'ai la difficile tâche d'animer la dernière table ronde de ce colloque remarquable d'intérêt et de présence amicale pour moi. J'ai l'occasion de revoir les amis de longue date et de pouvoir aussi attester d'une certaine manière qu'il y a bien des évolutions de part et d'autre des Alpes concernant les questions qui nous ont occupées pendant ce colloque, et notamment à la place de Franco Basaglia dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale en Europe. Alors, la thématique générale sera autour de la question de la clinique et de la politique. Et Basaglia est l'art du soin, l'art de thérapeutique. Et donc j'aurai comme comparse cet après-midi, en premier, Pierangelo Di Vittorio, philosophe que vous connaissez tous, pas besoin de nous présenter davantage, Patrick Faugeras, à qui nous devons beaucoup en France d'avoir accepté de traduire et de faire éditer Franco Basaglia, le travail que Mario Pucci et Pierangelo Di Vittorio avaient effectué, ainsi que les conférences brésiliennes de Basaglia, qui jusqu'à présent n'étaient pas traduites, contrairement à d'autres œuvres de France. Et on terminera comme intervenant par Franco Stoppa, qui est, si je ne me trompe, psychanalyste italien, bien entendu. Voilà, chacun aura une thématique particulière autour de ça. Je vais quand même dire quelques mots d'introduction, si mon ordinateur veut bien marcher. En précisant que c'est une question qui est très épineuse, qui est la principale question à laquelle s'est heurté Franco Basaglia et tout le mouvement qu'il a animé, notamment psychiatrie démocratique, par rapport aux autres pays européens. C'est la question de la clinique et de la thérapeutique, que ce soit du côté des antipsychiatres, auxquels Basaglia a été trop souvent assimilé, malheureusement, et qui s'est toujours démarqué par rapport à l'antipsychiatrie, que par rapport au courant français. Et on peut dire que jusqu'à un passé récent, on peut très facilement dire que France et Italie, dans ce qui a été appelé par Lucien Bonafé la révolution psychiatrique inachevée, ont fonctionné comme des frères ennemis. Avec non pas la question du politique comme pierre d'achoppement, mais fondamentalement la question de la clinique et la question du thérapeutique. Et évidemment la question fondamentale du dépassement de l'hôpital psychiatrique, qui est toujours récusé d'ailleurs par beaucoup de psychiatres qui s'affilient toujours à la psychothérapie institutionnelle et même à la psychiatrie de secteur, et je dirai quelques mots là-dessus. J'essaie de trouver ce que je vous avais préparé. Le fondamental de ce qu'on voudrait illustrer peut-être, et j'espère que les trois intervenants qui seront là cet après-midi en conviendront, c'est quand même de redonner toute sa place à la question des savoirs et de la confrontation par rapport aux savoirs et aux pratiques, tant dans chacun des mouvements dans lesquels nous participons, mais également entre ces mouvements, en sachant que ce qui a fait quand même le point commun, malgré tout, entre la France et l'Italie, c'est que quand même on était toujours dans une interpellation de la psychiatrie dans ses savoirs et dans une mise en critique, même si ça n'était pas sur les mêmes fondements forcément. Et que ça reste tout à fait essentiel. Il est évident aussi que pour moi, ce colloque est bien à point nommé dans les conjonctures, et on essaiera cet après-midi, en tout cas, je me permettrai entre les interventions d'appuyer là-dessus, dans une conjoncture où nous avons besoin de ces références, et y compris de retrouver où tout ça a commencé, ce qui est l'intitulé de ce colloque, et ça a été jusque-là très bien illustré par les différents intervenants. Et je voulais remercier donc tout à fait les organisateurs d'avoir pu lancer cette piste de réflexion et de démarche que nous devons développer, à mon avis, de plus en plus.
Ça permettrait aussi de croire vraiment à ce que nous ressentons, nous, au niveau local, en tout cas en France, en Italie, j'espère que c'est pareil, et dans d'autres pays européens, qu'il y a à nouveau des frémissements, comme on pourrait dire, de retour vers les fondamentaux qui nous ont animés et qui nous ont permis de développer les mouvements critiques que nous représentons encore aujourd'hui, j'espère, pour tous. Et que cette question-là, de ces frémissements au sein des nouvelles générations de psychiatres, de soignants en psychiatrie, de travailleurs sociaux, d'universitaires, de chercheurs, et même parfois de juristes et de magistrats, nous permettent d'espérer que nous pouvons relancer de nouveau et enfin travailler cette question de la transmission, celle que tout jeune et tout nouveau psychiatre débarquant à Trieste en 1975, je crois, et avec l'occasion de rencontrer directement Franco Basaglia, je me suis fait un peu réprimander, ou comme jeune psychiatre, comme ça, sur le fait que je croyais encore dans l'importance de la clinique dans un mouvement de dépassement des pratiques résiduelles. Voilà, c'était déjà un point d'achoppement à cette époque-là. Je pense que, par contre, ce qui est surprenant quand même, c'est que la première chose qui m'a fasciné, qui m'a complètement organisé en quelque sorte dans le développement de nouvelles pratiques, c'était ce qui était inscrit sur le fronton de l'hôpital psychiatrique de Trieste, la liberté est thérapeutique. Et ça, c'est fondamentalement, et pourtant, on retrouve la même chose chez Lucien Bonafé, qui était donc le père de la psychiatrie de secteur en France, et le père du désialinisme, qui osait écrire en 1977, parler de la psychiatrie, c'est dans un ouvrage d'ailleurs, excusez-moi, qui s'intitule Jamais que, dans cette nuit peuplée, 18 textes politiques qu'il écrit en tant que psychiatre, des aliénistes. Ce qui n'est pas inintéressant par rapport à nos débats de cet après-midi ou par rapport au débat du colloque. Je cite simplement, parler de psychiatrie, c'est parler de liberté. Car qu'on le veuille ou non, quels que soient les débats qui peuvent et doivent se dérouler, à partir de cette proposition fondamentale, la psychiatrie n'existe que du fait que des hommes sont en difficulté sur une problématique de liberté. Ça date d'un livre de 1977 que très récemment Maria-Grazia Giannichella m'a montré l'exemplaire dont elle disposait, que lui avait remis Franck Basaglia, qui était dédicacé par Bonafé à l'attention de Franco Basaglia. Et on sait qu'il y a eu une seule rencontre directe et privée entre Franco Basaglia et Lucien Bonafé qui n'a jamais eu de suite. Et l'interrogation qui va forcément véhiculer tout cet après-midi, c'est pourquoi cette rencontre de ces deux hommes formés à la politique, engagés dans leurs actions, n'ont pas eu de suite. Et c'est une interrogation qui reste encore d'actualité, en tout cas dans le courant contestataire en psychiatrie actuellement, contre le cours sécuritaire de la psychiatrie, qui se regroupe autour de deux collectifs, le collectif des 39 de la nuit sécuritaire, mais c'est un homme qui est une référence, comme vous l'avez entendu ce matin, au livre de Primo Levi, c'est un homme. Le premier, c'est un ensemble de psychiatres et travailleurs en psychiatrie qui se sont révoltés et organisés contre le cours actuel. Le second est la même chose, mais avec deux différences. La première, c'est que c'est un regroupement de toutes les parties de gauche, au grand étonnement de moi-même, qui suis le principal animateur de Mais c'est un homme, et je suis aussi membre fondateur du premier collectif, mais aussi parce qu'il s'agissait de poser la question du droit, de l'éthique et de la justice, et notamment de la place du juge, comme le fait la loi 180 ou comme le fait la loi espagnole, du juge dans le processus de protection des patients psychiatriques, y compris lorsqu'ils ont affaire à de bons psychiatres et à de bonnes pratiques. Donc, alors, disons que cette histoire de la connaissance autour de la question de la liberté, la connaissance de Basaglia et de son œuvre par la suite, m'apparaît important parce que, en fait, la question c'est que moi j'ai commencé la psychiatrie avec toute cette aura et cette intelligence des psychiatres français
de faire l'association qu'ils avaient fait tout de suite pendant la résistance et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale entre l'asile d'aliénés et le camp de concentration nazi. C'est de là qu'est parti le mouvement de remise en cause de la psychiatrie pour les psychiatres français, et ça s'est arrêté sur l'impossible dépassement de la place de l'hôpital psychiatrique dans une psychiatrie même des aliénistes. Et c'est là-dessus fondamentalement, et on verra, je pense qu'on développera Patrick Fauchras, tous les tenants et les aboutissants de cette affaire et leurs références, notamment aussi à la psychanalyse, mais aussi, je crois, à quelque chose de l'idée d'asile qui traverse malgré tous les mouvements de structures intermédiaires, de mouvements de travail dans la communauté qui a lieu en France, est resté un point central dans la problématique de beaucoup de psychiatres. Je dois dire aussi que j'étais très sensible au fait que ce matin, Giuseppe Dell'Acqua, un ami de longue date, fasse référence au 24 heures sur 24. Parce que je suis convaincu que si nous parlons pratique, c'est de ça dont il faudra qu'on parle, aussi bien du côté français que du côté italien et autres, puisque c'est du fait de quelque chose qui est justement la manière de concrètement pouvoir arriver au vrai dépassement tant institutionnel que théorique et pratique, la question de l'asile d'aliéné, de sa place, de l'hôpital psychiatrique ou de l'hôpital tout court, puisque ce qu'il faut savoir, que n'a pas été dit, c'est que si en 1961 tout a commencé, c'est aussi parce qu'en 1959, il y a eu la renouvellement en Angleterre sur la santé mentale qui organisait la présence de la psychiatrie à l'hôpital général et la psychiatrie communautaire, et qu'en 1960 en France, il y a eu cette fameuse circulaire qui a donné lieu au développement de la psychiatrie de secteur, qui a été boostée très sérieusement par le mouvement de mai 68, qui constitue ma génération de psychiatres et qui s'est lancé d'un corps perdu dans la volonté de casser l'asile d'aliénés et de faire une psychiatrie démocratique, terme qui aujourd'hui en France ne fait plus peur, ne fait plus problème. Ce qui fait toujours problème, bien sûr, c'est la place de la clinique, de la psychanalyse, etc. Mais ça, j'en laisse le soin à Patrick Fauchras. J'ajouterai aussi que j'ai été sensible que Robert Castel, ce matin, à la fin de son intervention, fasse allusion de manière appuyée aussi au développement actuel de la psychiatrie. Et c'est vrai qu'il faudrait que nous puissions trouver le terrain d'entente pour combattre ça. Et je pense que nous pouvons, non pas seulement dans les actes de résistance au quotidien et au niveau local, mais aussi dans ce que nous pourrons organiser comme développement autour de l'étude de nouveaux savoirs ou des savoirs issus de nos pratiques, non pas pour en faire un modèle ou une théorie, c'est pas le problème, mais pour en faire quelque chose qui donne du crédit à tous ceux qui veulent relancer de nouveau la bataille sur la psychiatrie, contre la psychiatrie sécuritaire et pour une psychiatrie démocratique. Je vais tout de suite passer la parole à Pierre-Ange Victorio, qui va bien entendu, j'espère, nous mettre quelques bâtons de dynamite pour nous maintenir éveillés et attentifs cet après-midi. Merci. Allora, il titolo, in ogni caso il testo in italiano, non sarei andato lontano. Il titolo del mio intervento è Funzione biopolitica e vocazione terapeutica. Allora, un doveroso ma non formale riferimento a un testo del 1979 firmato da Giovanna Gallo insieme a Franco Basaglia, ve lo cito: la vocazione terapeutica per un'analisi critica della via italiana, tra virgolette, alla riforma psichiatrica 1950-1978. Quindi almeno una parte del titolo del mio intervento proviene da una storia che ormai ha qualche anno. Ebbene, nella postfazione Giovanna Gaglio ricorda che il titolo originale di questo saggio, di questo intervento, doveva essere Vocazione terapeutica e lotta di classe, dove la vocazione terapeutica si riferisce
in particolare le esperienze francesi di trasformazione della psichiatria. Infatti la formula è ripresa da Maudman, mentre in opposizione, ma questo è uno degli elementi di cui io spero che si possa discutere, la lotta di classe si riferiva alle esperienze italiane di trasformazione della psichiatria. Bene, questo titolo è interessante per molte ragioni, ne prelevo due. La prima è che viene in qualche modo privilegiato il paragone tra la Francia e l'Italia come chiave di lettura di tutta quella stagione, si parla degli anni 50-78, tutta la storia dei processi di trasformazione che hanno investito la psichiatria in questi 30 anni. La seconda ragione per cui mi sembra il titolo interessante è perché ecco, questo paragone tra la Francia e l'Italia viene organizzato sulla base della differenza tra la vocazione terapeutica propria, diciamo, della mouvance, del movimento francese in particolare, della psicoterapia istituzionale, e il collegamento con le lotte politiche di base, cito, collegamento con le lotte politiche di base, proprio invece del movimento anti-istituzionale italiano, guidato, come sappiamo, da Franco Bassi. Ebbene, io, giusto per essere chiari, credo non solo che nello specifico questa differenza tra le due esperienze in oggetto, cioè quella francese e quella italiana, sia storicamente fondata, anche se ritengo che questa differenza e questo dissidio tra le frere ennemies, tra i fratelli nemici, vada storicizzato, ma diciamo, credo anche che questa differenza riguardi la psichiatria dal punto di vista più generale della sua storia, cioè è la psichiatria in quanto tale che sin dall'inizio si muove, oscilla in maniera ambivalente se non ambigua tra una vocazione terapeutica, gli alienisti erano dei medici, e una funzione invece di sicurezza sociale, che usiamo biopolitica o biosicuritaria, utilizzando una terminologia che risale a Michel Foucault. Parlavo appunto di questa contraddizione costitutiva, questa ambivalenza costitutiva della psichiatria, quindi dei medici che però svolgono anche altre funzioni in nome e per conto della società. Ricordiamo che gli alienisti, oltre a essere dei medici, erano degli igienisti, furono tra i principali promotori dell'igienismo in Francia, e la prima rivista specialistica di psichiatria in Francia si chiamava Annales d'hygiène mentale e di medicina legale, ed era una rivista diretta da questo movimento degli alienisti. Ebbene, questa contraddizione, noi lo sappiamo bene, esplode a Gorizia come uno scandalo. Ieri l'abbiamo visto, ci sono diversi luoghi, è interessante però che sia anche un filmato storico che riporti fino a noi questa contraddizione esplosiva. Bene, qual è questa contraddizione? È che noi consideriamo i folli come malati da curare, ma in realtà, mettendoli in manicomio, lungi dal curarli, li trattiamo come esclusi sociali, come persone da cui difendersi, poiché si ritiene che costituiscano una minaccia, ecco l'aspetto biopolitico o biosicuritario, una minaccia per la vita, la salute e la sicurezza del corpo sociale. Ieri l'ha detto esplicitamente, l'abbiamo sentito dire esplicitamente in questi termini nella favola del serpente, nel documentario La favola del serpente. Quindi è la psichiatria stessa, a partire dall'alienismo, quindi l'alienismo è uno dei primi nomi della psichiatria moderna, quindi dall'alienismo inteso, quindi dalla psichiatria nella sua momento diciamo di fondazione come specifica forma di governo liberale delle popolazioni ci ritorno,
Dunque la psichiatria stessa a oscillare tra questi due poli contraddittori, vocazione terapeutica, funzione biopolitica, biosecuritaria. Quindi da un lato appunto abbiamo questa missione terapeutica propria della medicina, dall'altro però abbiamo una funzione di controllo e di protezione sociale che appartiene a uno di questi grandi dispositivi biopolitici che storicamente è stato l'igiene pubblica. Per riprendere ora la questione del paragone tra le esperienze francesi e italiane di trasformazione della psichiatria, direi due cose, per riprendere e poi andare oltre, e speriamo poi di tornarci nel dibattito, perché Claude Lusun ne ha fatta quasi una priorità. Siamo qui, discutiamo di questa vecchia cosa che però può essere anche interessante da riprendere oggi. La prima cosa è che mi sembra che in queste due esperienze, nella loro differenza storica, una differenza che è lì un po' consegnata all'archivio della storia, si ritrova la polarità costitutiva della psichiatria in perenne tensione tra la dimensione terapeutica e la dimensione politica, sociopolitica. La seconda cosa è che la vera specificità di queste esperienze non è di aver dissolto questa polarità, risolvendo una volta per tutte la contraddizione, bensì il loro sforzo, il loro tentativo, riuscito in qualche misura, ma ne possiamo discutere, di aver articolato in modo diverso, radicalmente diverso questo rapporto, enfatizzando di volta in volta la dimensione terapeutica o la dimensione politica. Cioè con queste esperienze, un'ipotesi di lavoro, un'ipotesi di storia, storico-critica, queste esperienze, l'esperienza francese e l'esperienza italiana nella loro differenza, hanno comunque trasfigurato quella che era la contraddizione costitutiva della psichiatria, qualificando questo nesso tra terapeutico e politico in senso sia etico che politico, nel senso della conquista dei diritti e della trasformazione del diritto, perché sappiamo che questo è estremamente importante rispetto in particolare all'esperienza italiana, alla legge 180, eccetera. Ebbene, nel mio intervento cercherò di riprendere questo vecchio tema del rapporto tra clinica e politica, comunicato dal titolo della sessione, confermato dalla presenza degli altri due relatori, psicoanalisti e psicoterapeuti, sensibili alla dimensione politica della loro professione. E lo farò in una prospettiva che è una prospettiva mia, non sono un tecnico, perché sono un filosofo un po' sui generis, un po' in fuga, diciamo così. Lo farò in una prospettiva storico-critica o genealogica, cercando in particolare di rispondere alla seguente domanda. Che cosa può dirci oggi, quindi a noi oggi, a noi di oggi, l'esperienza di Basaglia in merito al rapporto tra clinica e politica? Ora, la prima cosa su cui mi vorrei soffermare è che c'è una qualità del rapporto tra clinica e politica. È una vecchia questione, ma probabilmente è una questione, un nervo che è tornato ad essere scoperto e sul quale quindi noi dobbiamo in qualche modo nuovamente, al quale dobbiamo in qualche modo interessarci di nuovo con una certa attenzione. Vi dicevo prima dell'atteggiamento storico-critico, piccola premessa sulla genealogia. La genealogia, se noi la interpretiamo, l'atteggiamento genealogico, se noi lo interpretiamo nei termini che furono quelli di Michel Foucault, è essenzialmente una storia del presente. È un atteggiamento critico che consiste in primo luogo nel mettersi in sintonia con i problemi dell'attualità, registrando le sue turbolenze, assorbendo le sue tensioni. In secondo luogo, questo atteggiamento consiste nell'andare a scovare, ovviamente non sono due momenti successivi, è giusto per esigenze di analisi, li scompongo in due movimenti diversi. Diciamo che in secondo luogo, dopo questa registrazione delle tensioni del presente, il genealogista
va a scovare indietro nel tempo i margini di possibile che possono contribuire a rimettere in discussione il presente stesso, a demitizzarlo, aprendo alla chance di divenire altro da sé, alla chance della trasformazione. Piccola parentesi, se l'archeologia, perché sappiamo che Foucault si muoveva tra archeologia e genealogia, Foucault, se vogliamo ridurlo, Foucault è un universo da molti punti di vista, se vogliamo ridurlo, uno degli aspetti per cogliere il contributo di Foucault è una tensione tra l'archeologia e la genealogia. Ma l'archeologia parla essenzialmente greco e latino. Non so, oggi c'è tutta una ripresa, se non una confisca filosofica di Foucault che sottolinea molto gli aspetti archeologici, perché i filosofi amano l'archea, amano i principi, perché amano sentirsi un po' dei re, hanno un atteggiamento un po' sovrano rispetto alla verità, la verità è cosa nostra. Ebbene, quindi, se io vi dico Homo sacer, Immunitas, Bios, già avete identificato di quali filosofi sto parlando, filosofi importanti che hanno anche un certo successo internazionale. La genealogia invece parla inglese. La genealogia oggi, soprattutto in quanto storia del presente, parla la lingua di oggi, cioè parla l'inglese, e infatti gli elementi, diciamo, storico-critici che io vi sottoporrò riguardano quello che potremmo chiamare la storia di un management, che l'ellenismo può essere visto in una prospettiva genealogica come una delle prime esperienze di management medico-politico degli uomini, di quei particolari uomini che erano i folli, che hanno continuato a terrorizzare con il loro fantasma le società europee anche dopo che è stata tagliata la testa al re o ai re. Quindi anche dopo la fine della serie regime la follia comunque era considerata nelle società liberali del tempo come un elemento di preoccupazione. Fine della parentesi polemica, poi bisogna polemizzare con i colleghi filosofi, cerco di limitare la polemica. Ebbene, una serie di segni, per tornare alla questione dell'attualità della genealogia, l'attualità del rapporto, perché potrebbe tornare d'attualità, di urgente attualità il rapporto tra clinica e politica. Ebbene, ci sono una serie di segni che indicano che oggi queste tensioni, le tensioni che ci attraversano, si sviluppano precisamente nel punto di articolazione tra clinica e politica, quindi nello snodo tra la dimensione soggettiva, etica o psicologica, etico-psicologica, diciamo, e la dimensione collettiva, cioè la dimensione politica. Per esempio, alcune analisi sulle nuove forme di razzismo e di fascismo che interessano le società occidentali, quindi le nostre società di oggi, vanno in questa direzione. Io sono presentato come facente parte del collettivo Action 30, e noi abbiamo fatto un gruppo di ricercatori un lavoro intitolato L'uniforme l'anima, indagini sul vecchio e nuovo fascismo, in cui trovate un po' di pubblicità delle copie in vendita, e che poi abbiamo ancora, a partire da questo libro, sollecitato un dibattito che si è concretizzato in un dossier sul numero 350 di Out, un dossier intitolato Nuovi fascismi, punto interrogativo. Ebbene, questo tipo di ricerca sulle nuove, diciamo, su questa non soltanto questa nuova emergenza del razzismo e del fascismo, ma questa esigenza di pensarle nella loro novità, quindi anche nella loro differenza rispetto al razzismo e al fascismo, diciamo così come li abbiamo conosciuti fino ad oggi. Uno dei riferimenti che potremmo fare per chi non volesse fermare molto su questo aspetto è l'idea sostenuta da Deleuze e Guattari nell'Antidico, qui magari sarà anche un possibile oggetto di discussione, il ruolo dell'Antidico in questa epoca storica a cui ci stiamo riferendo. L'idea sostenuta da Deleuze e Guattari nell'Antidico, secondo la quale il fascismo non sarebbe solo un nemico esterno da combattere, ma anche una malattia
celata nelle pieghe della nostra anima, quindi qualcosa da curare, e oggi si trova, e questo l'antitipo è probabilmente un libro che torna all'attualità, quindi potrebbe anche essere letto in maniera diversa. Questa idea è confermata dalla natura stessa del neoliberalismo, il cui successo è senza dubbio legato, chi meglio di noi può dirlo, conoscendo quel fenomeno particolare del neoliberalismo incarnato dal caro Silvio, è legato anche alla capacità di plasmare l'anima degli individui, offrendo loro un nuovo quadro di soggettivazione e di cura di sé. Negli stessi anni, è interessante, parliamo di costellazioni, di contemporaneità, nello stesso anno in cui usciva l'antitipo, in Italia per Paolo Pasolini, quindi siamo all'inizio degli anni 70, invitava a distinguere tra un fascismo archeologico e un nuovo fascismo fondato sulla seduzione e la libertà piuttosto che sulla coercizione e la repressione. E che grazie al consumismo e alla televisione si dimostrava per la prima volta capace di intaccare l'anima degli italiani fino a trasformarli da un punto di vista antropologico. Non so se ci parla questo film, c'è un film tra parentesi, Salò è un documento importante di questa visione pasoliniana che probabilmente si è realizzata nel passaggio nel passaggio tra i due secoli e tra i due millenni in Italia. Una delle caratteristiche principali delle nuove forme di razzismo e di fascismo è che in esse la componente soggettiva riveste un ruolo determinante. Non si tratta di affermare, questo è un equivoco che bisogna fugare con decisione, non si tratta di affermare che la dimensione etica abbia completamente assorbito quella politica, ma di sottolineare il fatto che oggi nessuna politica può evitare di fare i conti con i modi di condotta, gli stili di esistenza, le tecnologie del sé. La dimensione etica o etico-psicologica si presenta come una delle principali poste in gioco politiche del nostro tempo. Questa è la questione. In particolare, con il termine, brutto termine, lo lancio, con il termine managerializzazione, diciamo, con questa tendenza, questa deriva manageriale, si può articolare il punto di contatto e di articolazione tra la dimensione soggettiva e quella politica. Cosa vediamo oggi nel paesaggio in cui siamo immersi? Assistiamo da un lato a una deriva manageriale dell'anima, e per questo intendo non soltanto il fatto di essere diventati gli imprenditori di se stessi o all'apparizione dei cosiddetti manager dell'anima, sapete il fenomeno del coaching personale o aziendale, ma mi riferisco soprattutto al fatto che l'anima stessa è ridotta ormai a una razionalità gestionale. Essa si presenta come l'interiorizzazione di una funzione di pura expertise. L'anima è diventata insomma una sorta di cabina di regia deputata al calcolo razionale delle proprie prestazioni biologiche ed economiche. In questo modo il continuum della vita quotidiana, per esempio il continuum che esiste tra salute e malattia, ricordiamo l'leitmotiv di Franco e Franca Casale sulla dialettica tra salute e malattia, l'impossibilità di tagliare questa continua dialettica. Bene, in questo modo, grazie a questa funzione anima, questa nuova funzione anima, il continuum della vita quotidiana è spezzato e l'individuo deve operare in permanenza la selezione delle proprie performance, quelle buone, le buone performance che sono degne di vivere. Ricordate questa terribile definizione in uso durante il nazismo, quindi quelle buone che sono degne di vivere, le buone prestazioni, le buone performance, e quelle cattive, in questo caso per esempio la malattia è considerata una cattiva performance, di cui siamo tra parentesi responsabili noi, perché non ci curiamo, non ci prendiamo cura di noi stessi. Ebbene, di queste cattive performance non bisogna fare altro che quello che facciamo con la spazzatura, cioè
bisogna prenderle e eliminarle nel modo più rapido e efficace. Un delirio idealistico, ma la biopolitica è un grande nuovo delirio idealistico che produce mostri, come tutti i deliri idealistici. Bene, in questo modo, vedete, è abbastanza inquietante, la soggettivazione e il razzismo finiscono per coincidere, poiché paradossalmente oggi ci soggettiviamo sempre come buoni razzisti, essendo il sé il primo bersaglio e il primo campo di applicazione di questo feroce meccanismo di autodiscriminazione. Ed è per questo che nell'uniforme e l'anima, la ricerca di cui parlavo poc'anzi, abbiamo coniato il termine self-racism, cioè un autorazzismo che è anche un razzismo del sé, un razzismo in cui il sé è al tempo stesso soggetto e oggetto di discriminazione quotidiana e costante. Ora non so se questo poi vi parla anche in termini clinici, ma credo che teoricamente sì. Ora, questo è l'aspetto, diciamo, etico-soggettivo. L'aspetto più politico, ecco, noi assistiamo, questa è proprio l'evidenza, a una deriva manageriale della democrazia, nel senso che la vita collettiva e il gioco politico sono imprigionati in un nuovo, ancora superiore, no? Un nuovo imperativo gestionale, ed è il dovere di gestire tutto, coûte che coûte, come diceva Fanon nella lettera. Quando si dimette, Fanon scrive al ministro della Residenza, dice: io non posso continuare a gestire coûte che coûte, costi quali costi. Invece noi oggi siamo, come dire, presi completamente, assoggettati completamente a questo imperativo gestionale di gestire tutto, costi quel che costi, derogando, se necessario, alle regole della democrazia e alle garanzie della legge. È il mondo politico in cui viviamo tutti i giorni. E un grande esempio italiano, senza andare a prendere appunto i campi di sterminio, un esempio molto più banale, come una via ma che a mio avviso parla molto di più, è quello della protezione civile. La protezione civile in Italia è, se vogliamo, il grande esempio, se non il paradigma da certi punti di vista, della gestione d'eccezione, ossia di una gestione che, ben al di là della presa in carico delle catastrofi, perché questa dovrebbe essere la mission o la vocazione, non pensate, come c'è una vocazione terapeutica, la vocazione la vocazione, diciamo, della protezione civile è una vocazione di prevenzione e di assistenza, prevenzione delle catastrofi e assistenza alle persone che hanno subito delle catastrofi. Ebbene, sappiamo che invece il sistema di protezione civile in Italia, molto al di là della presa in carico delle catastrofi, è diventata la regola per amministrare senza soluzione di continuità un ventaglio di situazioni che vanno lista, è molto più larga: l'organizzazione del G8, i viaggi di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, la ricostruzione del Teatro San Carlo a Napoli, il problema dei rifiuti a Palermo, il congresso artistico di Oslo, la Louis Vuitton Cup in Sardegna, il campionato del mondo di nuoto a Roma, eccetera, eccetera, eccetera. Poi sappiamo che l'ultima performance della protezione civile è stata rispetto al terremoto all'Aquila, qui bisogna intenderci. Cioè, è chiaro che la Milano è stata fatta, ed è stata fatta così rapidamente, così efficacemente, perché si è completamente bypassato tutto il sistema delle garanzie e dei vincoli giuridici e democratici che dovrebbero fare la qualità della nostra forma di vita occidentale. Quindi è una strana efficacia, un'efficacia di cui noi paghiamo un prezzo salato in termini di diritto e democrazia. Però, ecco, lasciando perdere la protezione civile, il problema è molto, cioè i nuovi Ashman, i nuovi funzionari zelanti della catastrofe. Cioè, la lista è molto più ampia, però ci siamo a ognuno di noi. Il discorso sarebbe più complesso, ma diciamo che è in nome dello stesso imperativo manageriale che qualcuno come Marchionne, attraverso uno pseudo referendum, che in realtà era un vero e proprio ultimatum, ha chiesto ai lavoratori di rinunciare ai loro diritti in cambio della garanzia del loro posto di lavoro. Per gestire costi quel che costa, che questo è imperativo, in maniera più rapida e efficace, sembra che la democrazia e il diritto vadano sospesi ad libitum. Quindi vedete, tra la deriva manageriale dell'anima del sé e la deriva manageriale della democrazia, evidentemente si configura un campo di lavoro e di intervento, di analisi estremamente grande, dove la clinica è
l'engagement, l'impegno politico non possono che non intrecciarsi ugualmente e funzionare l'uno accanto all'altro. Che punto sono? Ci controllare per cambiare. Non ho più fiducia nei presidenti. Vabbè, come diceva Giovanna, dove si tagliamo, dove bisogna tagliare. Vabbè, con questa cosa mi interessa dirla perché poi appunto, si spera che ci sia una discussione e quindi questa cosa sul divenire su quello che sta diventando Franco Basaglia, per fortuna, esatto, per fortuna. Ecco, qual è il contributo dell'esperienza di Basaglia rispetto a questo ordine di problemi? Diciamo, per anticipare che l'originalità di questo contributo, ciò che può fare dell'esperienza di Basaglia un punto di riferimento significativo, non solo per gli psichiatri, non solo per gli psichiatri italiani, ma per tutti, è che questa esperienza mostra come sia possibile operare una rottura rispetto a questa logica gestionale e come questa rottura sia fondamentale per articolare in modo diverso il rapporto tra la dimensione terapeutica e quella politica. Ebbene, secondo il senso comune, un classico è qualcosa che non tramonta mai. Questa immagine suggerisce l'idea di un'opera, per esempio, che non resta confinata all'interno delle condizioni della sua produzione. Il classico, da questo punto di vista, porta in sé i germi dell'universale, è una possibilità di senso che si rivela nel movimento stesso di travalicare, di andare oltre le frontiere di spazio e di tempo. Se parliamo di Basaglia oggi già questi elementi ci sono, ma diciamo per i classici per antonomasia sono per noi i greci e i latini, che continuano comunque a parlarci nonostante la distanza nel tempo e nello spazio. Ecco, potremmo domandarci, a me interessa sottoporre questa domanda, se appunto Franco Basaglia sia diventato un classico. Certo, nessuno si sogna di avvicinarsi a lui nello stesso modo in cui si avvicinerebbe a Omero, a Aristotele o a Virgilio. Bisogna tuttavia riconoscere che Basaglia rappresenta oggi un riferimento che va oltre non solo i confini nazionali, ma anche la cerchia degli addetti ai lavori, quindi una cosa assolutamente positiva. Classico è quindi qualcosa che diventa, che veicola dei contenuti o un senso di tipo universale. Bene, questa è una cosa molto importante perché sappiamo che ci emancipa l'universale, ci emancipa dalle ristrettezze dell'appartenenza familiare, comunitaria, con tutti i suoi vincoli, le sue gerarchie immobili, fissate nel tempo. Basti pensare a quella strada maestra dell'universale che è il diritto. Tuttavia, questo è il problema che vi voglio sottoporre, l'universale tende a cancellare i rapporti di forza e i conflitti che lo sottendono. Il diritto, per esempio, è la storia ufficiale che è al tempo stesso il riflesso e l'amplificazione legittimano a posteriori i rapporti di potere, inibendo o neutralizzando la possibilità del gioco politico. Quindi l'universale è sicuramente un campo di battaglia, ma che lavora instancabilmente alla propria depoliticizzazione, alla propria pacificazione. E come ricorda il grande storico francese Michel de Certeau, cito, nel lessico degli occupanti, reprimere e pacificare sono spesso sinonimi. Di qui, a mio avviso, l'importanza di una politica dell'universale. Non si tratta di negare l'universale in modo astratto e veritario come talvolta si fa, bensì di mantenerlo aperto a una tensione politica fondamentale, al gioco conflittuale tra diritti maggiori e diritti minori, tra storie maggiori e storie minori, tra memorie maggiori e memorie minori.
Anche Basaglia, se Basaglia diventa un classico, quindi se Basaglia veicola un senso dei contenuti universali, ebbene anche Basaglia, anche il nome, l'esperienza di Basaglia potrebbe essere attraversata da questa tensione propria dell'universale. Nessuno può accampare particolari diritti sul suo lascito, il quale però, universalizzando, si tende a rinchiudersi nel perimetro delle sue versioni dominanti. Allora, l'altra domanda che potremmo porci è la seguente: che margini ci sono per la trasmissione degli aspetti più radicali, o se si preferisce degli aspetti sovversivi ed eretici dell'esperienza di Basaglia? E quali sono questi aspetti? Ora, sono alla fine? Sì, chiudo così? Va bene. C'est fini. Merci. C'est vrai qu'il ne faut pas que qui est ici présent se trompe. Nous avons de grandes complicités avec Pierre Anjou et moi-même autour de ces thèmes. Je voulais simplement, d'ailleurs, je m'abstiendrai de lui envoyer une citation de Deleuze qu'il ne connaît pas sur le Dieu et le nouveau fascisme, et l'opposer à ce moment-là une citation d'Hannah Arendt sur le totalitarisme. Donc je m'abstiendrai, ça on peut l'être dans le débat tout à l'heure. De même que toute une série de choses sur ce qui développe et sur l'historisation de notre problématique et en quoi le passé nous permet de soutenir le présent et je pense aussi de nous permettre d'être actifs pour une transmission dans le futur. Donc je passe la parole tout de suite à Patrick Faucherat qui, je l'ai dit tout à l'heure, et traducteur des conférences brésiliennes de Chico Basaglia du livre de Mario Kovic et Pierre Anjou, de en français. Il est d'ailleurs en cours de publier aussi d'autres choses à propos de la psychiatrie italienne. Il est psychologue, psychanalyste. Voilà, je ne passe pas. Ringrazio, prima voglio ringraziare molto gli organizzatori di questo incontro della qualità della loro e voglio ringraziare più specialmente Mario Colucci, l'amico che ho conosciuto traducendo il suo libro su Franco Basaglia scritto con l'altro amico Pierangelo Di Vittorio. Grazie tanto. Ora leggerò il mio testo in francese, la lingua della ragione. Ce n'est pas par provocation, du moins pas seulement, que j'ai intitulé mon intervention « Portrait de Basaglia, un psychothérapeute ». Et l'once de provocation qu'on peut y déceler s'adresse en fait à ceux de mes collègues français qui, s'ils n'ignorent pas l'épopée de Basaglia, n'ont voulu voir en elle qu'un processus politique de désinstitutionnalisation et non pas un processus thérapeutique. Étant proche personnellement du mouvement de psychothérapie institutionnelle, qui, quoi qu'on en dise ou qu'on souhaite, n'est pas encore mort, je reste intimement convaincu que son importance n'a pas encore été véritablement découverte ni appréciée, pas plus certainement que ne l'a été et ne l'est encore le geste de Franco Basaglia. La mémoire, contrairement au souvenir, est chose qui se construit, et le risque court que si l'on se dispense de sa construction, l'oubli pourrait confiner à l'effacement pur et simple. Mais on sait aussi que l'oubli a entre autres la particularité d'insister et de venir troubler, altérer en l'occurrence une modernité qui est peu encline à reconnaître ce qui l'a précédé et dont une des caractéristiques essentielles est de se présenter comme l'enfant de ses propres œuvres. Si aujourd'hui, nombre de psychiatres français ignorent superbement ce mouvement, la psychothérapie institutionnelle,
né à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont François Tosquelles, révolutionnaire catalan, fut l'initiateur, ils ignorent tout aussi superbement le geste de Franco Basaglia et le mouvement psychiatrien impact. Les quelques-uns qui aujourd'hui évoquent Basaglia et les siens sont d'abord d'un certain âge, mais le font souvent de façon critique, rappelant avec une certaine virulence et sous la forme de caricatures, d'images d'Épinal, l'abandon dans lequel un certain nombre de malades se sont trouvés lors du vote de la loi 180, décrétant la fermeture des hôpitaux psychiatriques italiens. Mais l'oubli, disais-je, qui comme le refoulé fait retour, a la propriété de se signaler sous une forme symptomatique, notamment sous la forme d'une déliaison, dont on peut constater les effets néfastes, aussi bien au niveau de la pensée psychiatrique que de sa pratique. De la même façon que la psychose est en train de disparaître en tant qu'entité clinique, pulvérisée par le DSM, ou supplantée par le diagnostic d'autisme, dont on connaît aujourd'hui surtout l'efficacité idéologique, relevé directement de troubles neurophysiologiques et l'intérêt économique des laboratoires, de la même façon, il semblerait que la psychiatrie elle-même soit en train de disparaître, pulvérisée elle aussi, en une kyrielle de techniques réadaptatives, rééducatives, cognitivo-comportementalistes, etc. Peut-être est-ce à tort que l'on pense que la psychiatrie, si elle a déjà toutefois existé en tant qu'unité, survivra une fois encore au tsunami néolibéral. L'un des philosophes italiens les plus importants, Giorgio Agamben, dans un texte assez ramassé, intitulé en français « Qu'est-ce qu'un dispositif ?», montre clairement, après Foucault, comment l'évolution du néolibéralisme et ses effets sur le sujet rendent caduque une certaine conception du pouvoir qui resterait axée sur la notion de volonté et de centralité, alors que nous n'aurions affaire aujourd'hui qu'à une multitude de dispositifs ou de procédures qui ne seraient même plus dialectisables. Il se pourrait donc que nous assistions en France à une disparition de la psychiatrie, absorbée définitivement par la médecine, ou plus exactement par l'idéologie médicale, celle qui, défendant le positivisme le plus dur, confond science et technique et cantonne le sujet à un ensemble de fonctions. Si d'un côté des Alpes, Basaglia avançait que le problème principal n'était pas l'asile, mais la médecine, de l'autre côté, Tosquelles soutenait que ce n'était pas la psychiatrie qui était une branche de la médecine, mais la médecine qui était une branche de la psychiatrie. Mais il y a un risque important lié à la disparition de la psychiatrie en tant que discipline, c'est que s'y substitue une psychiatrisation généralisée, c'est-à-dire où tout un chacun, qu'il soit enseignant, éducateur, parent, juge, médecin, participerait sans autre compétence que la leur à une gestion hygiéniste des âmes et des corps. Franco Basaglia, lorsqu'en France se mettait en place sous l'impulsion de psychiatres progressistes la psychiatrie dite de secteur, avait lancé une parole qui est devenue depuis prophétique. Il avait dit « Si vous ne supprimez pas l'hôpital, tôt ou tard, il reprendra sa place au centre du dispositif. » Et il fallait entendre, sous le terme d'hospitalocentrisme, non seulement l'ensemble des pratiques asilaires, de la grande misère aux petites perversions, mais aussi la mise sous tutelle médicale de la psychiatrie. Et il fallait aussi entendre que le retour d'une certaine forme d'abandon des patients, du sujet souffrant, masqué sous une pseudo-spécialisation de soins, était toujours à craindre. Et que l'on pouvait tout autant craindre, du moins le disait-il, l'exercice par ce biais d'un certain contrôle social. Les pratiques de secteur en France sont aujourd'hui en récession. Leur activité est devenue en certains lieux squelettique, lorsqu'elle existe encore,
et se limite à distribuer consultations et médicaments. Il en va de même pour la pensée, qui semble grandement défaite sous les coups redoublés d'un positivisme et d'un scientisme qui s'accomplissent et s'absolutisent sous et dans le règne de la technique. Et l'on peut effectivement redouter l'exercice d'une certaine maltraitance, se manifestant notamment par une réduction du soin à une prescription médicamenteuse, mais plus essentiellement par l'abandon ou l'appauvrissement d'une réflexion sur la folie, sa production, sa place dans la société et ses thérapeutiques. Il est vrai que pour les gens de ma génération, qui ont eu 20 ans en 68, et qui découvraient la psychiatrie, son endroit et son envers, Basaglia a été une figure emblématique qui, bien au-delà de la psychiatrie, incarnait ce à quoi nous aspirions, à savoir rendre l'impossible possible. Personnellement, je ne m'en veux pas et ne m'en voudrais jamais d'avoir sacrifié à cette utopie, alors qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont sombré dans un réalisme mal tempéré ou dans le pessimisme de la raison. Cela, par ailleurs, ne m'a pas empêché à la fois de continuer à travailler à l'hôpital psychiatrique et d'avoir une pratique de psychanalyste, n'ayant pas fétichisé la parole de Basaglia, mais ayant gardé par-devers moi la puissance de désir et la détermination qu'elle exprimait. Une critique importante que les Français les moins oublieux adressent encore à Basaglia est d'avoir minoré la dimension thérapeutique au profit d'une pratique institutionnelle et politique, soit en attaquant l'institution psychanalytique, soit en ayant mis en avant une pratique de réhabilitation sociale, expression dont par ailleurs j'ai horreur, qui aurait ignoré la pathologie et son traitement spécifique. D'aucuns ont pu dire qu'il avait confondu aliénation mentale et aliénation sociale, ou bien, comme nubilé par les effets pathogènes des institutions, il aurait négligé la psychopathologie. L'idée que je voudrais avancer ici est la suivante. L'apport fondamental de la psychothérapie institutionnelle, au même titre que celui de Basaglia et de Psychiatrie et Démocratia, c'est d'abord caractérisé par une mise en question radicale des conceptions traditionnelles et autres préjugés concernant la folie. Il ne s'est pas agi de mesures idéologiques ou politiques, ce à quoi l'on voudrait souvent les ramener, en Italie comme en France, mais à un travail de déblaiement du terrain afin qu'une véritable clinique des psychoses devienne enfin possible. François Tosquelles parlait d'asepsie, ce travail nécessaire avant toute intervention chirurgicale. Je dirais même plus, c'est parce qu'enfin il y avait une véritable écoute de la psychose que ce travail de déblaiement s'est avéré nécessaire afin qu'un travail de pensée indissociable de la clinique s'effectue. Je pense que la clinique des psychoses ne se suffit pas de l'espace clos et limité d'un entretien, serait-il psychothérapeutique, mais intéresse l'institution dans son ensemble, au sens le plus large qu'on puisse donner au terme. Au-delà de la place qu'idéologiquement, socialement, politiquement, il est fait ou laissé à la folie, les questions que posent les problématiques psychotiques viennent interroger des catégories existentielles fondamentales, comme l'espace et le temps par exemple, ou bien dans un autre registre, les notions de sujet et de désir. On peut ainsi concevoir le soin comme une façon de prendre au sérieux la mise en question de nos évidences, saisir l'occasion qui nous est offerte de les interroger, voire de les déplacer, bref, comme une réponse à l'obligation de penser à laquelle la psychose nous soumet. La spécificité de la clinique des psychoses serait alors une clinique qui, plus que tout autre, exigerait que ne soit point dissocié le travail clinique du travail de la pensée, à condition que l'on entende par pensée l'élaboration des conditions de possibilité de la clinique et leur mise en question permanente.
Qu'il s'agisse des acteurs de la psychothérapie institutionnelle ou de psychiatrie démocrate, il me semble que le trait fondateur, qui leur est commun, a été d'une part de balayer, grâce à une phénoménologie anacte, le terrain idéologique, et d'autre part, de subvertir le rapport classique médecin-patient en se situant résolument du côté du patient. Pour les uns comme pour les autres, on ne peut pas dire que le souci majeur ait été de construire une théorie venant se ranger à côté d'autres plus anciennes et de laisser ainsi un nom à la postérité, mais au contraire de créer un mouvement tel que soit en permanence déséquilibré ce qu'on pourrait appeler des identités arrêtées. Qu'il s'agisse de la métaphore de la marche, que Tosquelles souvent employée, qui laisse entendre que pour avancer, il faut accepter d'être en déséquilibre d'un pied sur l'autre, ou bien de ce que Basaglia soulignait au lendemain du vote de la loi 180, qu'il ne s'agissait que d'une étape d'un processus sans fin. Tous deux ont privilégié la dimension de mouvement, un mouvement d'abord animé par des copains, engagés politiquement et luttant contre l'idéologie dominante en psychiatrie. Mais les notions de déséquilibre et de mouvement peuvent être entendues bien au-delà de cette acception. Elles sont tout autant conditions de la pensée que ce qu'elles peuvent être outils, tantôt pour répondre, pour permettre une réponse clinique, alors que la situation institutionnelle s'y oppose, tantôt pour révéler les enjeux institutionnels qui surdéterminent ou interdisent une approche véritablement clinique. Politique et clinique s'entremêlant intimement. C'est ainsi que Tosquelles prenait soin de finement distinguer ce qu'il appelait l'analyse institutionnelle, s'intéressant aux résistances institutionnelles de tous ordres, de la psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire de la pratique du soin proprement dit. Mettre en question la hiérarchie institutionnelle, par exemple, bousculant son organisation sédimentée et les représentations qui la justifient, c'est parfois permettre que les relations jusque-là impossibles puissent s'instaurer. De la même façon, soigner les patients dans une institution qui est elle-même malade ressemble à une nage à contre-courant qui peut conduire à l'épuisement ou à la noyade du patient et du soignant. Et peu importe dans ce cas-là les limites que l'on donne à la notion d'institution, qu'il s'agisse de communauté, d'institution, de relations thérapeutiques, politiques et cliniques, semblent si étroitement liées qu'ils en paraissent indissociables. Plus particulièrement lorsqu'on s'intéresse à la clinique des psychoses, où l'être avec, sous de nombreux aspects, se trouve gravement mis à mal. La difficulté d'être avec l'autre, et non seulement ce que toute problématique psychotique manifeste avec force par les diverses formes de retrait qui la caractérisent, ce qui a laissé penser à Freud que dans ces cas-là, le transfert était impossible. Et cette expression est aussi, selon le philosophe Derrida, la formulation la plus pure pour désigner le politique. Le politique et non pas la politique. La politique n'étant en fait qu'une interprétation particulière et conjoncturelle de la grecque. Que l'on œuvre donc au niveau de la communauté, de l'institution ou de la relation singulière, toute intervention est à la fois clinique et politique, au sens premier du terme, dans la mesure où elle intervient, où elle pèse, où elle concerne l'être avec. C'est comme cela que j'entends la formule que lance Basaglia dans les conférences de Liège. Faire de la psychiatrie, c'est faire de la politique. Soigner celui qui est profondément détruit par la souffrance ne peut pas se limiter à une relation interindividuelle, selon le modèle médical psychanalytique classique, mais oblige à considérer que sous une forme ou sous une autre, l'être avec l'autre, c'est-à-dire l'ensemble des relations transférentielles et contre-transférentielles, mobilisées par la souffrance du sujet. La clinique, dans ce sens, est donc aussi à concevoir comme une intervention politique au niveau du social. Mais il m'arrive plus largement de penser que les déliaisons auxquelles la dissociation psychotique,
lorsque nous la fréquentons assidûment, nous expose, contraint soignants et thérapeutes à établir des liaisons d'ordre très divers, à se livrer par exemple, et quelles qu'en soient les formes, à un travail de pensée ou à un travail communautaire dont l'objectif fondamental serait d'établir dans le monde des liaisons que le sujet ne peut pas faire. Au-delà de la conviction que Basaglia a agi en thérapeute à partir d'une approche clinique et des psychoses, il me semble que l'on peut aussi soutenir l'idée d'un certain rejet par une partie des psychiatres français, desquels on aurait pu attendre qu'ils accueillent avec un peu plus d'attention sa démarche, serait dû en grande partie au fait que Basaglia venait souligner et interroger très directement ce qui faisait différent, voire conflit, au sein de la psychiatrie française elle-même. Je relèverai arbitrairement 3 points. Le premier concerne la notion d'institution. Alors qu'en France, à la sortie de la guerre, l'esprit encore marqué par la vie dans le camp de concentration, un certain nombre de psychiatres progressistes inventaient d'un côté la psychothérapie institutionnelle et de l'autre ce qu'on appelle la psychiatrie de secteur, en Italie, jusque dans les années 60, il semble que la psychiatrie soit restée figée dans des conceptions constitutionnalistes et les hôpitaux dans des schémas asilaires où violence et misère trouvaient naturellement leur vie. Le hasard, ce que Lacan disait être l'autre nom de l'inconscient, m'a amené à m'intéresser à l'histoire de la psychiatrie italienne à partir de la découverte de la traduction d'une correspondance censurée de l'hôpital de Volterra en Toscane et de la rédaction d'un livre sur l'œuvre gravée de Nanette et Oreste Fernando sur les murs de ce même hôpital. Nanette, qui fut longtemps internée dans un pavillon judiciaire de l'hôpital de Volterra, qui portait le nom de Feri, juriste disciple de Cesare Lombroso, dont la présence semble encore imprégner la totalité des lieux. D'ailleurs, le premier directeur de l'hôpital de Volterra, Luigi Scabbia, avait choisi pour sujet de thèse la longueur des doigts chez les déments. Si j'évoque cela, c'est qu'à la fois on peut aisément se rendre compte ce qu'est un dispositif asilaire tel qu'il fut en vigueur jusqu'à la fermeture de l'hôpital de Volterra en 1978, car c'est à ce moment-là que l'on découvrit le graffiti de Nanette, enfermé pendant des années dans ce pavillon judiciaire, et qui grava, sous le regard aveugle des soignants, l'asile est fait de plis obscurs, mais aussi prendre la mesure de cette nuit qui, depuis Lombroso et les années brunes, s'était abattue sur la psychiatrie italienne jusqu'au début des années 60. Ceci pour dire que nous ne savions, et nous savons que peu de choses, du contexte dans lequel s'inscrivait le geste de Basaglia. Pas plus que nous n'avons véritablement su l'importance que mai 68 avait eu en Italie, son ampleur et son développement populaire. Je l'ai su que plus tard, lorsque j'ai travaillé avec Gaetano Benedetti, où d'autres tentatives avaient eu lieu en Italie, y compris de psychiatrie de secteur, et que peut-être fallait-il lire et articuler ces diverses expériences, non pas comme opposées, mais comme s'autorisant les unes les autres. Alors qu'en France se mettait en place le secteur, un conflit se jouait donc autour de la notion d'institution. On reprocha longtemps à François Coutos-Reyes d'avoir déclaré que pour bien pratiquer la psychothérapie institutionnelle, il fallait une institution d'au moins 400 lits. Au moment où son ami Bonafé, promoteur du secteur, dénonçait violemment les hôpitaux psychiatriques, gardant toutefois l'idée qu'ils pourraient être des asiles au sens premier du terme, des lieux d'accueil pour des personnes en grande souffrance psychique. Par ailleurs, certaines personnes proches de l'antipsychiatrie prônaient l'institution éclatée, comme Maud Manoni, ou d'autres encore la psychiatrie communautaire, comme Hoffman, ou la psychanalyse institutionnelle, comme Racamier. Jean Moury, une tendance à lui tout seul, bien que se référant à Tosquelles, développa une conception originale de l'institution qu'il distinguait de l'établissement, défendant l'idée que l'institution
définie par l'entrelac des relations transférentielles, semblablement aux résistances inconscientes, lorsqu'elles sont analysées, pouvaient devenir un outil de soin. Sous-jacentes à ces débats, deux choses. Les appartenances aux positions politiques des uns et des autres, et la place de la psychanalyse, ce qui parfois allait de pair. Bonafé, membre du Parti communiste français, défendit la ligne de Zhdanov, qui traitait la psychanalyse de science bourgeoise, alors que Toscaïès, membre du BOUM, était arrivé à Saint-Alban avec la thèse de Lacan sous le bras. Par ailleurs, l'entrée des psychanalystes en tant que tels dans les hôpitaux psychiatriques ne fut pas très heureuse. Leur méconnaissance de la clinique des psychoses et des mécanismes institutionnels eut souvent pour effet leur exclusion rapide, mais surtout provoqua assez fréquemment une certaine méfiance vis-à-vis de la psychanalyse. Freudiens, lacaniens se disputaient le terrain et l'expérience de démocratisation de l'asile, qui se déroulait entre autres à Gorizia, mais aussi en France, avait comme fer de lance la psychanalyse et sa pratique à l'institution. C'est un reproche que Basalia adressa à la psychothérapie institutionnelle, seconde manière, comme il disait, c'est-à-dire celle de Jean-Henri et de la clinique de la Borde, à savoir que la psychanalyse lacanienne était venue interrompre le processus de disparition totale de la vie. Ce qui est certain, c'est qu'en France, la psychanalyse a joué un grand rôle dans le processus de démocratisation de la vie, par la considération du sujet souffrant, mais aussi a contribué à la transformation du rôle des infirmiers, auxquels les tenants de la psychothérapie institutionnelle ont toujours reconnu une fonction psychothérapeutique indépendante du statut, contrairement aux positions défendues par les psychanalystes orthodoxes. Mais interrogeant entre autres l'institution, la place de la psychanalyse et la fonction thérapeutique, le geste de Basalia posait en fait la question « qu'est-ce que la psychiatrie ?» Et surtout, ce qui fut intolérable à certains, répondait à cette question en soulignant la dimension idéologique et politique de toute pratique psychiatrique, venant heurter les idéaux scientifiques attendus et poursuivis, ou bien la neutralité que l'on prenait alors comme condition incontournable de toute clinique authentique. Très fréquemment encore, en France, on continue à ranger sous la rubrique d'antipsychiatrie les expériences anglaises de Cooper, Lang et Sterson, italiennes, Basalia, psychiatrie démocratica, et la psychothérapie institutionnelle. Comme tout amalgame, cet amalgame est faux. On ne peut pas parler d'antipsychiatrie à propos de Basalia ou de Toscaïès. Mais il est lourd de conséquences, car il prive de la possibilité de penser ces expériences dans leur complexité, de les penser dans leur dimension véritablement clinique et thérapeutique, lorsqu'il s'agit surtout de clinique et des psychoses. Merci. Je remercie d'avoir décliné les proximités et les différences dans les divergences entre psychiatrie au pluriel française et psychiatrie basalienne. Je ne peux pas dire psychiatrie italienne si on regarde un peu plus près la réalité italienne. Comme tu l'as souligné d'ailleurs, on peut faire la même chose du côté français parce que, bien entendu, ce qui est important de savoir, c'est que la psychiatrie secteur est encore du fait d'une minorité, bien que ce soit une loi de 1985 qui est instaurée comme la politique de psychiatrie à faire en France. Donc je ne vais pas développer davantage parce qu'il y aurait beaucoup à dire, parce qu'il faut qu'on avance et qu'il n'y a pas de raison de pénaliser le troisième intervenant. Donc Franco Stop, à qui je passe tout de suite la parole. Grazie. Siccome sono stato presentato come psicanalista, ci tendo a dire però che le cose che racconto oggi vengono dall'esperienza psichiatrica che faccio da 30 anni quasi nel servizio di
Bordenone, che è stato, ricordo, un servizio fondato da Lucio Schipper, che ha lavorato con Franco Basaglia fin dall'inizio di questa esperienza. Allora partirò da una domanda che un po' tutti i colleghi che mi hanno preceduto in fondo, mi rendo conto, si sono posti. Una domanda che non mi pare irrilevante porsi in occasione di questo convegno, e cioè che cosa farcene oggi dei nostri maestri, come raccogliere la loro eredità, quanto ci hanno trasmesso e insegnato, ma soprattutto per quello che concerne il futuro che ci si apre davanti. Non dimentichiamo però la condizione di solitudine che accompagna l'azione dei cosiddetti maestri. È quasi una costante che nello sviluppo della loro opera innovatrice i fautori di importanti trasformazioni istituzionali e culturali si ritrovano piuttosto soli e in contrasto col resto del mondo, o comunque, sebbene in compagnia di uno sparuto insieme di fili collaboratori, isolati dal resto del consesso scientifico e più o meno invisi dalla classe politico-amministrativa del tempo. Ma facciamo un confronto col nostro tempo. Se la condizione di solitudine e isolamento di chi opera secondo una certa etica era allora, ai tempi di Basaglia, da riferirsi all'ostruzionismo o alla netta opposizione proveniente da parte dei poteri accademici e politici dell'epoca, direi che oggi invece, in tempi di aziendalizzazione e burocratizzazione dei servizi, il senso di solitudine che ci attanaglia, le difficoltà in cui tutti versiamo, sono di altro tipo e sono dovuti alla particolare conformazione del potere moderno, fattosi più anonimo, impalpabile, quasi disincarnato, e alla conseguente evaporazione delle classi dirigenti, al fatto insomma che il tutto si sostiene su di un automatismo formale al cui interno è sempre più raro accordarsi e perfino scontrarsi con interlocutori reali che non si limitino a essere meri funzionari. Pensiamo a questo. In fondo, almeno finora, nessuno dei tentativi di superamento della legge 180, per fortuna, è andato in porto. Eppure ciò non toglie che ci sia qualcosa che è andato fatalmente a intaccare lo spirito della riforma, oppure in qualche modo lo mette a rischio, cioè l'avvento di logiche puramente gestionali e non di governo della cosa pubblica, strategie di conduzione dei servizi mosse dal bisogno di pianificazione e promozione di forme di validazione assistita, adozione di tecnologie di adattamento sociale standardizzabili e monitorabili, quindi una sorta di sterilizzazione della pratica. E i primi riflessi di questa involuzione sono percepibili nella demotivazione e nel senso di isolamento, appunto, di cui soffriamo noi operatori del pubblico, ma anche della cooperazione sociale. È come se ci fosse venuto a mancare l'altro, l'interlocutore istituzionale necessario, il garante del nostro agire quotidiano. E questa inconsistenza del terzo simbolico, che va a discapito della necessaria dialettica istituzionale, concorre, tra le altre cause, a spiegare l'evidente emorragia di desiderio che serpeggia nei servizi, cioè per quello che riguarda gli operatori. Lo stato di salute degli operatori non è, come si può facilmente credere, un fattore prognostico di poco conto per quello che concerne la salute delle nostre istituzioni di cura e il futuro della stessa riforma. Quando, ad esempio, Basaglia diede inizio alla trasformazione dell'ospedale psichiatrico, uno dei primi problemi che si pose concerneva la condizione di alienazione in cui versavano gli addetti ai lavori e non solo i degenti. Evidentemente, operatori in preda, loro per primi, a forme di nevrosi istituzionale o, come oggi, a passione cristi, non sembrerebbero i più adatti a occuparsi della salute altrui, della qualità di vita della comunità. A questo proposito, credo che dovremmo cominciare a porci il problema della qualità della nostra professionalità e, nello specifico, se essa non debba prevedere una particolare, inedita capacità di coniugare le nostre tecniche più squisitamente cliniche. Apro una parentesi per dire che con clinica non intendo la clinica dello sguardo di tipo medico, ma la clinica dell'ascolto, come dice la parola clinica, clinea, quindi l'atto proprio di inclinarsi verso il capezzale del malato, che il malato sia il soggetto, il nostro paziente, oppure che sia la comunità stessa. Quindi coniugare le tecniche più squisitamente cliniche con la necessità di ricostruire, riconvocandolo a quello che deve essere il suo posto, la sua fondamentale funzione, l'interlocutore istituzionale, amministrativo, politico, richiamarlo in causa, di cui non possiamo fare a meno, col quale dobbiamo necessariamente triangolare.
In sostanza, se dal versante clinico possiamo scongiurare che la relazione col paziente si insisti in forme di reciproca specularità, in che modo? Avvalendoci come terzo simbolico dell'apporto, della presenza di un contesto extra-istituzionale qual è la comunità, sul versante istituzionale abbiamo assoluto bisogno di ritrovare dei partner reali nelle dirigenze apicali dei nostri servizi. Fatto sta che dovunque si vada, ormai è un ritornello, si sente dire che non ci sono più capi degni di questo nome, che nessuno ci tutela, che non veniamo messi in condizione di lavorare con una certa serenità, che sono venuti a mancare ideali e parole d'ordine. Ma così, nell'attesa nostalgica, rancorosa o messianica del ritorno dei padri, gli addetti ai lavori si ammalano di una particolare malattia. Una malattia che riporta a perdere di vista la fondamentale importanza, con i riflessi che tutto ciò ha sulle cure, la fondamentale importanza della condizione clinica del legame sociale stesso per come si presenta in un certo momento storico. In altri termini, che è venuto prima di me, l'ha detto anche meglio di me, in altri termini, di cosa soffre la società oggi e in particolare come questo disagio si riverbera nelle forme di gestione del potere che oggi ci paiono così evanescenti. Mi riferisco all'incidenza della situazione culturale e politica in cui viviamo e delle crisi che attraversano la società. Forse iniziare a rispondere a queste domande ci consentirebbe di scrollarci di dosso quell'ingenuo stupore che alla fine ha il solo effetto di paralizzarci, di inchiodarci in una sorta di infantile impotenza di fronte a quelli che sono i sintomi di un disagio più generale. E diciamocelo, per noi operatori della salute mentale, soprattutto con la tradizione che abbiamo alle spalle, questa incapacità di leggere i tempi e di farci una ragione delle cose che sfoci in un esito diverso da quello depressivo, tutto ciò rappresenta una vera caduta di professionalità. Gli operatori pensano quindi di non essere messi nelle giuste condizioni per occuparsi della salute dei cittadini e dei luoghi di vita, ma in questo modo, per l'appunto, non riconoscono la complessità del problema, visto che in realtà sono i cittadini stessi e la comunità nel suo insieme a soffrire della loro stessa mancanza di garanzie simboliche, di quella che è in realtà la malattia del nostro tempo, e cioè del fatto che il legame sociale, che sono un po' che riflettersi in primo luogo sulle istituzioni, il legame sociale tende a funzionare mettendo in stand-by il gradiente umano dell'esperienza. Non trovo a questo proposito parole migliori di quelle di Italo Calvino, che dice: la città dell'Homo Faber rischia di scambiare le sue istituzioni per il fuoco segreto senza il quale le città non si fondano, né le ruote delle macchine vengono messe in moto. E nel difendere le istituzioni senza accorgersene può lasciare spento il fuoco. Non è forse vero che a differenza di qualche decennio fa lavoriamo un po' tutti come se i nostri atti e i nostri strumenti avessero smarrito la loro anima interna? Non è vero che ci è divenuto impossibile ritrovare una visione delle cose che vada al di là del qui ed ora e domani chissà? Ma detto questo, il vero problema è che non sempre gli addetti ai lavori maturano la consapevolezza che quel fuoco segreto è all'interno delle istituzioni che va realizzato, che sta in primo luogo a loro farlo. Non è un compito extraclinico, è un compito clinico. Nessuna rivoluzione è data una volta per tutte, anche questo è un fondo di insegnamento di Franco Basaglia. Anzi, lo spirito originario fondatore lo si recupera solo attraversando le crisi che ci si parano davanti, non nostalgicamente, quindi né con celebrazioni commemorative. Tornando dunque a noi, ai nostri servizi, a che livello della vita istituzionale reperire gli snodi che potrebbero consentirci un salvataggio, il ritrovamento del senso delle nostre azioni? A partire da chi o da cosa potremo pensare di riaccendere il fuoco? Certo, avremo innanzitutto bisogno di presenze reali che governino, orientino e non semplicemente gestiscano con la sola preoccupazione dell'analisi dei costi e benefici la macchina organizzativa. Quindi sfuggire da questa logica di automatismo delle cose. Ma in secondo luogo dovremo garantirci degli spazi di analisi critica delle complessità di cui ci occupiamo, cioè spazi di riflessione e pensiero. Dovremo poi imparare a praticare con maggior convinzione e metodo il delicato gioco d'equipe, anche con compagni di squadra di altri servizi. In seguito a tutto ciò forse potremo dare una certa direzione umana, etica, di cura e clinica. Tuttavia a questo proposito non si può non osservare come il disagio della modernità intacchi anche questi snodi istituzionali
Per chi ha dimestichezza con una patologia come quella cosiddetta borderline, così restia l'elaborazione psichica e così incline al passaggio all'atto, non sarà infatti difficile accorgersi che i nostri stanno diventando sempre più dei servizi borderline. Davanti alla crisi dei sistemi moderni, restare lì nel carcere ferite significa votarsi all'impotenza, anziché capire che proprio a partire dal risveglio civile di chi opera nei servizi, se si vuole dall'avvio di una nuova poetica del lavoro nelle istituzioni, che sarà forse possibile rianimare un tessuto sociale devitalizzato e spogliato dei suoi fondamenti simbolici. La società post-capitalista coltiva e alimenta il mito dell'autosufficienza del singolo e dell'automatismo della macchina organizzativa a discapito della realtà vivente, quindi necessariamente precaria, incerta e contraddittoria, dei suoi membri della comunità. Non a caso ci lamentiamo tutti del vampirismo aziendale che sottrae così tanto tempo alla nostra pratica, cioè l'incontro reale con i pazienti, e così tante energie vitali, imponendoci la compilazione di una quantità sempre crescente di protocolli, questionari, moduli per il monitoraggio degli interventi. Si vede bene dunque come l'attacco al legame di oggi assuma forme diverse da quanto avvenuto nel passato, da 50 anni fa ad esempio. I grandi maestri del secolo scorso, Basaglia, Foucault, Lacan tra gli altri, avevano peraltro già preconizzato che il congenito e irrisolvibile pericolo di segregazione insito nella relazione soggetto-istituzione si sarebbe palesato di lì a non molto in modalità nuove e che dal rischio esclusione si sarebbe passati al rischio inclusione, l'immissione forzata delle differenze soggettive in un'utopica, democratica orgia di benefit e offerte di godimento per tutti i gusti, il cui obiettivo sarebbe stato l'opacizzazione delle coscienze e la deresponsabilizzazione del cittadino ridotto a consumatore ed utente. D'altronde, questo è uno degli effetti di ciò che Lacan ha chiamato discorso del capitalista, una modalità di slegame sociale nel quale il posto decisivo e propulsivo per qualsiasi civiltà, di spazi vuoti, di intervalli improduttivi, si trova a essere saturato dalla circolazione incessante delle merci, da una produzione offerta di sempre nuovi oggetti che non prevede resti sottraibili alla logica dell'utile, ma il loro pronto riciclaggio, una rimessa in circolo all'infinito automatico. E anche le nostre prestazioni, i nostri presidi, le nostre strumentazioni, le nostre stesse borse lavoro rischiano di funzionare come oggetti tappabuco che elidono lo spazio della domanda soggettiva. Se allora il compito che ci attende oggi per essere fedeli all'insegnamento dei nostri maestri, non disperdere nella retorica celebrativa la loro eredità, è da un lato, come si diceva, ricreare una partnership umana, cioè di transfer di lavoro con chi è chiamato a governare la macchina istituzionale, dall'altro bisognerà avere un particolare riguardo dei luoghi in cui si svolgono giorno per giorno quelle stesse pratiche, i luoghi interni ai nostri servizi, ma soprattutto i territori, la città, garantendo che entrambi siano attraversabili e grazie anche al nostro apporto attraversati da quel gradiente di umanizzazione che può attecchire solo nel rispetto di certe condizioni strutturali, vuoi per il singolo, vuoi per la comunità. Vediamo di cosa si tratta a partire da una citazione di Franco Basaglia, da Corpo, sguardo e silenzio in psichiatria, che è un sottotitolo, l'enigma della soggettività in psichiatria. Dice Basaglia: la possibilità di comunicare, di costruire una modalità di alterità, di creare un dialogo, presuppone una spazialità distanziata, un silenzio da cui nasca la parola, uno sguardo da cui nasca il vedere. Nel rapporto con l'altro, la parola può essere elemento di incomunicabilità se essa non nasce da un intervallo, da uno spazio in cui possa essere fatta propria, dal silenzio. Cosa ci insegna questo passo? Qualcosa che va ben oltre l'idea piuttosto ingenua di intersoggettività. Come si percepisce bene, il fondamento della relazione risiede invece qui nel rapporto che entrambi i partner intrattengono con una dimensione terza, trascendente, che fa da causa ai limiti al loro incontro, rendendolo un incontro sempre mancato, aperto alla propria stessa incompletezza, premio di una cifra che non smette di darsi sottraendosi. Tutto ciò, come potete vedere, che è contrario proprio alla logica della modernità. Ma è lì la posta in gioco della cura, in ciò che non è misurabile, spesso nemmeno visibile,
ma che porta in sé quello che abbiamo chiamato il gradiente umano dell'esperienza. Aggiunge Basaglia, la soggettività umana è l'enigma centrale della scienza. Ora, questo significa che non c'è scienza in ciò che facciamo, come molti sostengono, e che si può chiamare scienza solo quella che prevede la razionalizzazione e la standardizzazione degli interventi? Dobbiamo saperlo che i veri maestri non sono mai i sostenitori delle facilitazioni e delle razionalizzazioni, del pragmatismo o delle ideologie, ma piuttosto coloro che ci introducono al gusto della complessità e che ci fanno capire la necessità di una certa incertezza creativa. Se ci sono indispensabili i nostri maestri, è per la loro capacità e il loro coraggio di rompere sul piano istituzionale dei saperi l'automatismo, il farsi da sé meccanico della macchina umana, con i suoi effetti di psicotizzazione della realtà, di disumanizzazione delle istituzioni e di attacco al legame sociale. Per passare dal soggetto alla comunità e scoprire che in fondo le condizioni che rispondono all'umanizzazione del primo sono le medesime anche per quanto concerne la comunità, mi servirò di un'altra citazione di Franco Basaglia, questa volta da Corpo Istituzione. È dalla matrice della comunità, dice Basaglia, che il corpo emerge, così come dalla comunità vissuta della madre col figlio che il bambino emerge come corpo. Ci sono almeno 3 motivi di interesse in questa frase. Primo, si vede bene come dai corpi che transita la nostra umanità. D'altronde sono loro ad ammalarsi, a farci segno di qualcosa che non va e con ciò interrogare il senso della nostra presenza nel mondo. Secondo, si parla di una matrice della comunità come di uno stampo, una lastra da cui prende forma l'essere umano, e questo a partire dalla sua identità corporea. Terzo, si afferma che la comunità, il legame sociale, è la posta intima della stessa relazione primaria, del rapporto tra la madre e il bambino. Come dire, il rapporto alla relazione primaria è già un fatto politico. Ne possiamo dedurre che solo in presenza di un corpo sociale ha senso parlare di un corpo pienamente umano. Buona parte dei disturbi della modernità, e che toccano sempre la sfera del corpo, sono riconducibili alla caduta del senso di comunità, all'erosione che il discorso del capitalista ha prodotto a livello dell'identità fisica e psichica delle persone. Dagli attacchi di panico alle psicosomatosi, dai disturbi borderline alle forme depressive fino alle dipendenze, i sintomi della modernità si declinano come la manifestazione, gli sfoghi dell'homo consumen, così l'ha chiamato Bauman, il quale non sa più ritrovare la complessità della propria identità umana, sacrificata in logiche individualistiche, piegata alla mera soddisfazione di bisogni indotti, segnata dall'avanzata del cinismo di fondo che porta il soggetto a percepire la propria presenza sulla scena del mondo non a partire dal legame, dai vincoli, dal patto con i suoi simili, ma dal suo solipsistico intrattenersi con realtà inanimate o virtuali, beni, oggetti, sostanze, persone incontrate in rete di cui usa e abusa. E spesso, anche quando incontra realmente gli altri, il soggetto moderno non vive le relazioni, le consuma, senza silenzi, senza intervalli, senza spazi. Ma come dicevamo, è solo a partire dalla presenza di un corpo sociale che nasce, si forma e affronta il suo destino il corpo dell'uomo, che come si può ben capire non è il sono biologico, non è un ologramma o un'immagine bidimensionale. È un corpo segnato e attraversato da qualcosa che gli è altro e che iscrive in lui i tempi e i modi dell'umanizzazione, riti e miti collettivi, narrazioni, tradizioni, eccetera. Un corpo che è debitore nei confronti del primo altro che gli si fa incontro del proprio stesso valore erotico. La madre stessa imprime le sue cure e il suo affetto al corpo del bambino, servendosi innanzitutto della parola, di uno strumento sociale, anche se si tratta ancora di una lingua asemantica, quell'alfabeto sensoriale pregno di fervore e passione, tramite cui può installare nel suo piccolo il sentimento della vita, come l'ha chiamato Lacan. Questo passaggio per la madre ci torna utile, perché la comunità sta alla società come la lingua materna al linguaggio codificato. Entrambi, lingua e comunità, bucano, si fanno gioco dell'organizzazione, la decompletano, decreano pertugi. Sono gli intervalli di cui parla Basaglia, le occasioni per il dialogo e la scoperta dell'altro, gli interstizi che creano il posto del silenzio, e rappresentano le condizioni minime ma indispensabili perché l'umano, con le sue contraddizioni e le sue complessità, non sia definitivamente bandito dai dispositivi che ordinano la realtà. Ecco, concludo. E
E a questo livello, quello della comunità, che oggi più ancora di un tempo siamo chiamati a intervenire se vogliamo fare nostra l'eredità di Basaglia. Non basta la clinica, bisogna dare il nostro contributo a che il tessuto sociale, a che il tessuto sociale ritrovi le proprie competenze di comunità, il modo di riaccendere o tenere acceso il fuoco. È solo a questa condizione che il disagio e la follia stessa non restano un patrimonio dei tecnici, ma diventano campo di interesse ed analisi e intervento di una certa comunità, che impara così a interrogare il proprio funzionamento e i propri modelli di sviluppo, a riscoprire la propria vocazione terapeutica. Non possiamo però pensare che questo processo, per il quale una comunità ritrova l'orgoglio e il piacere di occuparsi dei suoi membri in stato di sofferenza e poi della propria qualità di vita, si produca spontaneamente. Se è vero che le istituzioni, una volta venute a contatto con la comunità, non devono imporre la loro presenza ma concordarla, è altrettanto certo che oggi il compito dei servizi è quello di essere promotori, discreti ma autenticamente partecipi di percorsi di sviluppo di comunità che altrimenti difficilmente nascerebbero da sé. Intervenire fuori dai consueti confini istituzionali significa abbandonare il facile modello della risposta specialistica per adottare modalità di analisi, scambio, interazione e progettazione tra servizi che sappiano costruire sinergie e mettersi realmente in rete tra loro, in modo da essere credibili nel momento in cui vanno a proporre un patto forte di comunità con le associazioni, le parrocchie, la scuola e i cittadini. Riassumendo, per noi operatori della salute psichica si tratta di saper costruire una buona rete interistituzionale, avendo cura di avviare e mantenere molteplici transfer di lavoro e allo stesso tempo di garantire una presenza attiva e partecipa all'interno dei quartieri per aiutare la comunità a rilanciare le chance di cura che le sono intrinseche. Come sta avvenendo nella realtà delle nuove generazioni, per le quali non si tratta più di cambiare il mondo come nei nostri tempi, ma di salvarlo dalla sua consunzione ad opera di una forma di progresso disumanizzante, così anche il nostro compito di curanti, oggi e nel futuro prossimo, non dovrà, come in passato, concentrarsi tanto sulla trasformazione delle istituzioni, quanto sul recupero della loro vitalità interna e sulla salvaguardia della loro vocazione all'ascolto delle contraddizioni, estendendo poi il proprio raggio di intervento alla comunità vera e propria. In conclusione, l'opera di mantenimento, di rinforzo o di rigenerazione, a seconda dei casi, del tessuto comunitario, a cui possiamo portare il nostro mattone, è la condizione prima per il prodursi di tre interessanti effetti. 1. La riacquisizione da parte dei nostri assistiti dei propri diritti e doveri di cittadinanza all'interno di una comunità consapevole e solidale. 2. Il recupero da parte dei cittadini delle competenze di comunità del loro territorio e del livello di sussidiarietà che possono mettere in gioco a fianco dei servizi. 3. Quanto a noi, una ridefinizione del senso autentico del nostro lavoro, il recupero del nostro desiderio e dell'orgoglio per la nostra storia, una storia iniziata a Gorizia 50 anni fa. Juste ton intervention permet de voir combien nous sommes loin aujourd'hui de ce que Lucien Bonafé appelait l'implantation préalable et de son espèce d'incantation croyance qu'il avait dans le pouvoir thérapeutique, le pouvoir soignant de la population. On est effectivement dans une société déjà dans une société de surveillance et une société où il y a la fragmentation sociale, comme le dirait la Française, mais aussi dans une société où la gestion, même il y a 2 ans, est la gestion par une administration qui pense que nous sommes une entreprise comme les autres. Et qui en conclut donc que, par exemple, en France, dans un certain nombre d'établissements hospitaliers, de médecine et de chirurgie, les médecins n'ont plus le droit au stage auquel ils avaient le droit auparavant parce que c'est une perte de temps et que ça coûte cher. Ça empêche de faire entrer des sous par les actes commis. On ajouterait aussi juste quelque chose d'autre qui est la disqualification des personnels soignants, qui est très à l'œuvre, puisque maintenant l'administration peut faire le plan de soins d'un service, peut s'octroyer ce pouvoir-là, en France en tout cas, mais je pense dans d'autres pays, et je crois même en Italie. C'est ce que moi j'avais appelé en décembre 2008 la politique de la peur.
Alors, je propose que nous passions au débat, et nous avons une demi-heure pour le débat, mais je tiens à faire une annonce auparavant, qui est qu'il s'agit pour vous de faire l'évaluation de ce qui apparaît comme celle de connaissance continue de médecine. Et donc, c'est Mario Colucci qui viendra à 5 heures. Ou bien un petit peu nous en dire peut-être un mot maintenant. Se volete, alla fine del dibattito controlliamo insieme l'ECM. Alors, j'ajoute que ce débat peut bien entendu inclure des questions par rapport aux interventions de ce matin, puisque vous n'en avez pas eu le temps. Je vous propose s'il y a des questions par rapport aux interventions de ce matin, elles puissent se faire aussi maintenant. La parole est à la salle. Buonasera, abbiamo sentito questa mattina che c'è una probabilità di aumento di malati disturbati del 20%. E nell'ultimo intervento abbiamo appreso che già vanno nei quartieri, ma forse non si potrebbe fare un po' di prevenzione più mirata andando anche nelle scuole? Je peux me permettre de fixer une première réponse. C'est ce que nous faisons le plus actuellement, ce type de prévention. Je rappelle qu'en France, nous avons eu un très sérieux, entre guillemets sérieux, rapport d'un Institut national de la recherche médicale qui prétendait qu'il fallait faire la recension et l'évaluation des enfants à 3 ans, maintenant c'est à 5 ans, pour détecter génétiquement et psychologiquement des enfants qui plus tard seront des délinquants, ou seront des criminels, ou seront des fous. C'est quand même extrêmement préoccupant. Je rappelle aussi qu'il y a une très sérieuse association européenne qui est en train de faire le même type de travail par rapport aux bipolaires, aux malades bipolaires, où il s'agirait de détecter précocement le gène ou les facteurs circulants dans le sang, prédisposition à la dépression et à la manie, afin de les traiter médicamenteusement, préalablement à tout symptôme et à tout événement traumatique. C'est une association européenne dont nous avons de dignes représentants qui s'appellent Fondamental en France, qui ont réussi, avec des fonds publics, à ouvrir 5 centres régionaux privés de détection de ces malades bipolaires très précocement. Pour l'instant, ils n'ont aucun résultat à nous fournir, mais ça fait 2 ans qu'ils existent seulement. Donc je veux dire, cette notion de la prévention utilisée de cette manière pose problème. Bien entendu que nous avons des politiques de prévention dans nos pratiques, qu'elles soient en française ou italienne, en tout cas je l'espère. Mais ce n'est pas de cette prévention-là dont il s'agit. C'est celle qui protège le patient, c'est celle qui lui permet de continuer à vivre dans la communauté, c'est pas celle qui le stigmatise ou le catégorise encore plus qu'auparavant. C'est ça que je crois qu'il peut faire un des points communs de nos approches en France, en Italie, en Europe. Mais peut-être que d'autres interventions vont répondre aussi. D'autres questions? Peut-être que vous fatiguez.
français pour répondre à ce que tu viens de dire concernant les bipolaires. Je crois que, si je puis dire, le mal est déjà largement fait parce qu'il ne se passe pas une semaine sans que je sois, entre guillemets, obligé de dire à une patiente ou un patient qui a été étiqueté bipolaire très rapidement, souvent sur aucune base clinique sérieuse, dire qu'en réalité nous sommes toutes et tous des bipolaires, pour reprendre un slogan bien connu de mai 68. Et j'explique qu'il s'agit de la dimension des vagues qui change, mais que fondamentalement nous avons tous des troubles de l'humeur. Simplement, pour certaines personnes, ça prend des proportions dramatiques, je ne le nie pas, mais je pense que cette intoxication a déjà eu lieu largement et que ces instituts privés dont tu viens de parler ne font que cristalliser encore davantage ce phénomène désastreux qui pathologise bien les aspects de notre vie. Merci. Personne qui le sent. Gentilmente Vittorio, vorrei chiedere se può continuare con l'approfondimento su quegli aspetti elettrici, senza dirsi quali sono, quando aveva fermato la sua relazione. Allora, personalmente individuerei due elementi che mi sembrano andare nella direzione di una certa radicalità. Il primo è di tipo etico. L'esperienza di Basaglia, ovviamente non soltanto della persona Basaglia, tutto il movimento che fa riferimento, di cui lui un pochettino l'eponimo, si è caratterizzato a partire da una articolazione molto forte tra la dimensione etica o spirituale, nel senso di Foucault, della trasformazione di sé, con la dimensione politica. Questa è una cosa molto interessante perché ci permette probabilmente di avere anche un altro sguardo rispetto agli anni 60-70 e anche di giocare in maniera strategica queste esperienze in un mondo che è molto più sensibile rispetto alla dimensione etica, alla dimensione della cura di sé, alla dimensione del corpo, di quanto non possa essere la dimensione biologica. Non si tratta di negare che negli anni di cui parliamo l'aspetto ideologico, teorico-politico, diciamo, il marxismo, il comunismo, un'utopia di società non fosse presente e non abbia inciso. Al tempo stesso c'è un aspetto minore che è rimasto probabilmente un po' sepolto in una serie di esperienze di quegli anni lì, che è l'aspetto probabilmente etico o spirituale nel senso che, ripeto, anche lì bisogna stare attenti perché evidentemente parlando di spiritualità ci si iscrive in un orizzonte di tipo religioso. Invece c'è una spiritualità laica che precede il cristianesimo nella fattispecie e che non è altro che il lavoro di sé su se stessi necessario per avere accesso alla verità. Basaglia è in fondo l'epoca fenomenologica che Basaglia ha interpretato in senso etico prima ancora che intellettualistico, era un voto di povertà di fronte a tutta una serie di conoscenze acquisite che rischiosamente lo ha messo in cammino verso una verità che lui poi ha scoperto essere fortemente connotata in senso politico. Però ecco, cogliere questo elemento di radicalità etica secondo il quale non si può cambiare il mondo se contemporaneamente noi non entriamo nel rischio della trasformazione di noi stessi, mi sembra uno di quegli elementi
non soltanto, se volete, tra virgolette, filologicamente corretti per riferirci all'esperienza basaliana e non solo, per esempio anche nell'esperienza probabilmente della psicoterapia istituzionale si possono trovare degli elementi di questo tipo, ma ritengo, al di là di questi aspetti filologici che possono essere alla fine restare nelle aree universitarie o nei libri, e soprattutto dal punto di vista strategico, che questo aspetto minore di questa esperienza degli anni 60-70 può esserci utile oggi e può essere giocato oggi. Semplificando, se noi parliamo a dei ragazzi e iniziamo a parlare, come io stesso ho fatto, di fascismo, di comunismo, probabilmente i ragazzi non sono molto attenti a quello che diciamo. Se invece noi andiamo a mostrare che la cura di sé non è soltanto qualcosa che rientra in quella logica bioeconomica della selezione, della raccolta differenziata delle buone e cattive performance, per cui io mi curo di me soltanto facendo la buona selezione delle prestazioni in senso biologico ed economico, cioè vado in palestra, faccio il jogging, tutti i miei estetismi, riduco i miei estetismi, scelgo i buoni amici, scelgo la buona scuola per i miei figli. Guardate che il neoliberalismo è anche fondato sulla dottrina del capitale umano, è un capitale umano. Bene, mostrare che ci sono delle esperienze storiche in cui la cura di sé, senza andare ai greci, significava anche giocarsi la propria libertà, quindi qualificare la propria forma di vita in senso etico e politico. Bene, oggi può essere una pista interessante per affrontare questa emergenza della trasmissione a certe esperienze della 60. La seconda elemento di radicalità per me è quella che è di carattere più propriamente politico, è il fatto che Basaglia non può essere considerato un modello di buon manager, perché se noi lo considerassimo un modello di buona gestione, noi dovremmo spiegare allora perché non ha continuato nell'esperienza della comunità terapeutica. Era quella una buona gestione. Cioè voi immaginatevi, siamo a Gorizia, lui entra in un posto che è una specie di film dell'orrore. Ieri ci è stato detto, persone che erano ingabbiate al freddo, altre legate agli alberi. La comunità terapeutica era un buon modo di gestire, era un modo buono, addirittura che si presentava come un modo rivoluzionario. Perché Basaglia a un certo punto ha detto no alla comunità terapeutica? Perché senza uscire da un quadro di riforme, la lettera di Fanon, io non posso prendere per ragioni effettive la via della rivoluzione, Basaglia non è mai uscito da un quadro di riforme, è stato un riformatore, è stato un modernizzatore, però l'aspetto minore, un po' nascosto, sul quale a mio avviso la pena di investire, è che lui è stato un riformatore che ha mostrato che si può essere riformatore rifiutando il riformismo istituzionale. Per me Basaglia non è il modello del buon manager, è l'esempio che è possibile fare delle rotture rispetto alla logica manageriale della psichiatria, una specifica logica manageriale che utilizzava il terapeutico come alibi, come giustificazione per gestire in maniera eccezionale delle persone ritenute pericolose. Questi due elementi per me sono il mio contributo, io spero che ci possa discutere, ci saranno altri aspetti diciamo più sovversivi di Basaglia, che è bene che resti, non dico che sono gli unici che devono occupare tutta la scena, però è bene che ci sia appunto una politica dell'universale, che si dibatta di quale Basaglia stiamo parlando, è bene che si prenda posizione rispetto a questo fondamentale lascito che è l'esperienza basagliana. Volevo dire alcune cose rispetto a tutto ciò che questa mattina avevamo detto, perché ascoltando sia Francesco Stoppa che di Vittorio ho pensato che in realtà oggi avremmo dovuto discutere di questo binomio che si crea a Gorizia, queste due parole,
che sono strettamente associati in Basaglia: istituzione e comunità. La comunità sembra un modo per mettere in crisi l'istituzione, ripensare l'istituzione. L'istituzione va svuotata, ma in realtà si riempie dei contenuti antropologici, dei sistemi di valori della comunità, che sia la comunità locale che circonda l'ospedale o che sia quella comunità che viene creata attraverso mezzi artificiali che sono frammentare i reparti, aprire le porte, creare le regole della vita quotidiana, immettere le azioni affettive, emotive tra gli operatori, creare tutta quella dimensione che Basaglia chiamava pre-riflessiva. In Basaglia non c'è mai niente di statico. È vero che Basaglia non è un manager, però ha fatto l'esercizio di provare ad analizzare, a partire dai materiali che abbiamo su Gorizia, delle riunioni, le regole che mette in atto nella comunicazione. Ho scoperto che ha insegnato a noi e usava quelle che sono le regole canoniche del sense making, in definitiva, le ha anticipate con 30 anni, 40 anni, insomma. Era un genio dell'organizzazione in questo senso, ma in che senso? Basaglia non può mai essere, io dico Basaglia per intendere tutto questo soggetto plurimo e collettivo, no? Anche per parlare di questa dimensione di verità politica, che cos'è? Perché dai vostri discorsi, entrambi, che mi sembrano tutti e due molto centrati e molto importanti, manca la politica, secondo me, cioè manca in che cosa consiste oggi la dimensione politica. Per Basaglia consiste necessariamente nel conflitto, per così dire, e consiste necessariamente nelle simmetrie di potere che si scontrano e che devono trovare questa possibilità di dicevo stamattina, sia di autolimitarsi, sia di svuotarsi, di creare il vuoto, cioè di porre il potere in un altrove immanente che agisce. Per la sua preoccupazione costantemente nella gestione dei gruppi era: i gruppi si stanno massacrando. In effetti Basaglia è stato circondato da gruppi che si massacravano, da persone, i suoi principali collaboratori si sono anche massacrati, per così dire, tra di loro. Perché? Perché era in gioco una materia incandescente, perché tutto questo trasformazione istituzionale voi potete immaginare che costo, perché insomma la psicoanalisi non c'è, cioè, non c'era il sistema di regolazione di analisi di transito e controtransito, anche se Basaglia non è per niente ignorante del linguaggio del transito, del controtransito, che usa nell'analisi, cioè tutto il modello della comunità terapeutica goriziana è un modello complicatissimo sotto il profilo della psicodinamica di un'organizzazione intera, no? È complicatissimo se andiamo a studiarlo da vicino, ma quello che volevo dire è che in Basaglia sarebbe niente, tutto ciò di cui parliamo sarebbe niente se noi lo osservassimo da fermo, come noi stiamo molte volte osservando da fermi noi stessi nei discorsi che ci facciamo in tutti questi anni, che sono quelli della nostra alienazione protocollare amministrativa, no? Noi siamo alienati dal punto di vista amministrativo. Per Basaglia la dimensione politica aveva a che fare con l'amministrativo, le leggi, sia che andando, cioè non c'è differenza in Basaglia tra l'identificare come l'oggetto primario la lotta contro un'amministrazione o la lotta per l'ottenimento di un paio di sandali per l'ultimo dei recuperati. In un certo senso c'è una sorta di equivalenza di tutto ciò che doveva circolare, no? Dentro il problema era come costruire degli eventi, ma in tutto ciò che c'è a Gorizia e a Trieste, se non la guardiamo da ferma, questa realtà non ci dice niente. Basaglia ha usato 100.000 Machiavelli, li chiamava lui stessi, le astuzie, le strategie. Dobbiamo vedere intanto tutti questi elementi frammentari, puntiformi, queste astuzie e questo movimento, ma la vera forza è la pratica stessa in attesa di teoria, per così dire. Una pratica che resta sempre in attesa di teoria, che non completa mai la sua teoria. Una pratica che al massimo può produrre, generare dei concetti utili, ma che devi poi dimenticare anche, perché sono subito inutili. In questo senso c'è un disegno, cioè io non so, certamente
tutto quello che sto scoprendo man mano che ristudio anche la nostra storia, quella di cui io sono stata soggetto-oggetto, perché in Basaglia c'è anche questo, noi siamo tutti trascinati in questo movimento in quanto soggetti-oggetti, no? Continuamente assoggettati e capaci poi. Quello che conta, l'unica cosa che ha contato è stato questo azzardo di accumulare la pratica creando gli eventi. Ora, se c'è da dire qualche cosa è che noi siamo completamente depotenziati rispetto alla capacità di creare degli eventi. Non possiamo più creare degli eventi, perché in tutto questo, anche che Francesco Stoppa benissimo ha descritto come il mondo, come dire, dell'anticipato, no? In cui tutto è anticipato, cioè l'essere protocollare è dentro alle pubbliche amministrazioni, all'assedio delle pratiche protocollate, ma siamo noi protocollati, cioè istituzionalizzati, no? In noi stessi ormai per primi. Ed è questa la vera dimensione che va indagata. Basaglia, l'ultimo giorno di commiato Trieste, dirà: l'istituzione siamo noi, l'istituzione è tutto, può essere niente. E ormai dentro la realtà territoriale, che è la nuova istituzione, cioè la strada è l'istituzione, l'albero è l'istituzione ovunque, lì noi siamo apparentemente nudi e quindi dipenderà molto da noi, dalle nostre capacità individuali di regolare la distanza, di sapere, di incorporare in noi stessi la nostra stessa istituzionalità e l'istituzionalità del gruppo al quale facciamo riferimento, per così dire, no? Cioè, non so, io credo che sia un quadro che dobbiamo reindagare, ma ha a che fare con questa cioè, è come se è sconvolgente in Basaglia che, come dire, 30 anni fa, ormai 40 anni fa, enunciasse delle cose che sono così vere per noi ancora adesso, no? È questa vicinanza che lo rende ancora così pregnante. On va commencer les conclusions de ce colloque et d'avoir autant rappelé l'actualité de la pensée de Franco Basaglia. Je pense quand même qu'il faut qu'aujourd'hui nous considérions que nous sommes dans un nouveau moment historique, qu'on le veuille ou non, dans lequel le totalitarisme, sinon le nouveau fascisme, est déjà à l'œuvre, est déjà là et fabrique la banalité du mal, comme disait, fabrique de nouveau la banalité du mal, comme disait à propos du nazisme. Et je crois que ça, c'est fondamental de considérer cela, qu'il faut justement s'appuyer sur notre passé pour arriver à anticiper, mais aussi à poser les termes de futur. Parce que le jeu actuellement dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie, c'est soit de nouveau un grand renfermement, mais un grand renfermement à l'extérieur de l'institution, et du coup la société deviendrait l'institution, ou l'institution serait la société. C'est ce qui se passe avec la question des soins obligatoires sous contrainte, y compris à domicile du patient, qui existe maintenant en Angleterre, qui va se développer en France avec la dernière loi de juillet dernier, qui a été récusé en Espagne, mais qui se représente régulièrement au pouvoir politique en Espagne, en Allemagne, il y a une nouvelle chose comme ça, etc. Et on est dans cet environnement-là, et je crois qu'on doit saisir un événement, justement, comme ce colloque, qui est pour moi un événement, de ramener la pensée de Basaglia et de tous ceux qui ont essayé peu ou prou de transformer la psychiatrie en autre chose que simplement celle qui va devenir la gestionnaire de toutes les velléités et de toutes les volontés sécuritaires de la société actuelle et du pouvoir politique dit néolibéral. Je pense qu'il nous faut absolument lutter contre cette possibilité, cette perspective du grand renfermement, et lutter en utilisant la question des savoirs, des théories et des pratiques, et pour reprendre un terme que Trieste aimait bien et que je partage, de la pratique réelle, c'est-à-dire au fond de cette question qui aborderait et qui affronterait le sujet de la clinique
comme de l'institution psychiatrique au travers, bien sûr, de la clinique, mais aussi du politique, mais aussi du droit, mais aussi des mots qui ont été prononcés seulement à la fin de ce colloque par Pierangelo, de l'éthique. Je vous remercie en tout cas et merci encore à tous les organisateurs et notamment Mario Colucci d'avoir organisé ces journées qui j'espère seront un premier temps d'une nouvelle histoire pour nous. Au revoir. Allora, non so se immagino che avrete tutti compilato, se volete controlliamo insieme gli ECM. Qualcuno mi ha detto che erano un po' troppo complicati. La prima domanda mi sembra che l'abbiamo sviluppata abbondantemente, quindi diciamo tutte le situazioni che erano elencate e quindi tutte le precedenti. Sulla fenomenologia la domanda 2, la risposta corretta è la C, cioè l'avvicinarsi esistenzialmente al malato, superare l'incomprensibilità. L'epoche, la terza domanda, è il metodo di ricerca filosofica della verità, cioè l'ultimo sarebbe. Poi per quello che riguarda la trasformazione istituzionale del manicomio di Gorizia, l'abbiamo detto diffusamente, l'ha appena detto anche Vittorio, a proposito appunto della comunità terapeutica. Il libro sull'esperienza di Gorizia, anche questo è stato citato in questi 2 giorni, quindi che cos'è la psichiatria. Poi per quello che riguarda i temi fondamentali della comunità terapeutica, cioè i quattro temi di Rappaport, quindi la prima risposta: democratizzazione, permissività, comunitarietà di intenti e scopi e confronto con la realtà. La 7, anche questa l'abbiamo sviluppata, la detto di Vittorio, no? Perché si comincia ad andare oltre il modello della comunità terapeutica. La risposta è: non metteva in discussione la persistenza del manicomio. Lo scritto del congresso di Londra del 64 è la discussione dell'ospedale psichiatrico. Chi era Henry Goffman non ve la dico perché la sapete. Chi scrisse sulla carriera morale del malato mentale è appunto Goffman. Il gesto clamoroso dell'equipe goriziana che si dimise nel 72, l'abbiamo detto, a chi si riferiva era appunto all'esperienza di Fanon. Poi il seminario che riprende storia della follia, l'ha detto Filippo Artieri nel suo intervento, era il potere psichiatrico. Sempre in quel seminario cosa dice Foucault a proposito dei movimenti di antipsichiatria? E la risposta C: mettere in questione in via preliminare le relazioni di potere all'interno dell'istituzione psichiatrica. La penultima, che cosa si intende per biopolitica? Questa l'ha spiegata bene Vittorio, in forma di governo sugli uomini, tutte le precedenti. E infine lo psichiatra, promotore della psicoterapia istituzionale, come diceva Fogeras, è François Dostoevsky. Io ne approfitto per ringraziarvi molto della vostra presenza, che è stata numerosa in queste giornate, e a presto. Allora vi parliamo tutti, scusateci della cura organizzativa, stiamo imparando, la prossima volta facciamo meglio. Grazie.